Allora, io praticamente ho iniziato la mia carriera artistica in tarda età, un po' prima dei 30 anni. Fino a quel momento ho sempre fatto il fotografo e ho seguito degli studi non artistici, mi sono laureato in scienze politiche, ma attorno alla fine degli anni 90, dopo un viaggio in Nepal dove avevo intrapreso la tecnica del Reiki, e nello specifico ero arrivato al livello secondo di Reiki. Tornato in Italia, avevo come dire, si era in qualche modo scatenata la necessità, la voglia, la volontà di mettere in pratica tutta quella creatività che forse in quel momento era rimasta latente o si sviluppava solo attraverso la fotografia. Ecco, da quel momento si è aperto una sorta di vaso di Pandora creativo e ho iniziato ad esprimermi attraverso quasi tutti gli strumenti, a parte la pittura, che di volta in volta mi trovavo coinvolto nei vari progetti ad utilizzare. E quindi diciamo che se c'è da definire un momento preciso in cui ho preso questa decisione, non ho preso una decisione, ma è stata quasi una necessità, una necessità quasi fisiologica di esprimermi, legata a questa pratica del Reiki. Innovativa, nel senso che non, non convenzionale, non scontata, praticamente sempre il frutto e l'esito di un mettermi in discussione, di una ricerca molto complessa e approfondita. Un'altra caratteristica per definire le mie opere è quella di complessità, data da una serie di stratificazioni di linguaggi, di riferimenti, di metafore, ma anche fondamentalmente dalla presenza di queste due dimensioni. La dimensione estetica, quindi c'è uno studio molto approfondito, una ricerca molto forte per quanto riguarda la forma, la rappresentazione, ma poi c'è anche l'elemento altrettanto forte che è quello etico, quello, quindi diciamo è una giusta combinazione tra etica ed estetica. Un altro aggettivo che si presta bene a definire le mie opere è transculturale. In moltissimi casi ho utilizzato delle culture, la combinazione di culture, di luoghi e di tempi molto diversi tra di loro. Quindi sì, transculturale. Dando per scontata la validità dell'assunto che non ci sono più i collezionisti di una volta, devo quasi riferirmi a due caratteristiche che potrebbero suonare scontate, però vale la pena sottolinearle, ovvero la capacità del collezionista di avere un'apertura ed una elasticità mentale che gli permetta di comprendere le varie sfaccettature, i vari livelli di cui è composta una mia opera, che tendenzialmente sia più installativa che singola, come singolo elemento, contengono delle chiavi di lettura abbastanza stratificate, un po' conseguenziali e un po' invece a volta randomiche, che portano però attraverso l'emozione. Quindi ecco, questa è un'altra caratteristica che dovrebbe avere il collezionista, cioè avere quella forma di empatia e comunicazione con l'opera che gli permetta uno stato emotivo di coinvolgimento.
prima di definire quella particolare sensazione che ti porta ad decidere di iniziare veramente a lavorare su un progetto, c'è una fase precedente che è costituita da piccole intuizioni, delle idee che iniziano a svilupparsi, a connettersi, che di solito dura per un periodo di tempo anche abbastanza lungo, può essere anche superiore ad un mese. Dopodiché, quando tutti questi elementi si sono accumulati, si sono ordinati e iniziano con delle sinapsi a collegarsi tra di loro, creano una forte scarica, diciamo, spirituale, energetica, emotiva, che ti dà la forza di iniziare a calarti in un progetto che di solito, appunto, come si diceva prima, sono, per quanto riguarda le mie opere, complesse. Ecco, diciamo, quindi quando c'è questo momento particolare in cui tutti questi elementi che si sono stratificati, accumulati, disposti, ordinati, iniziano a interconnettersi tra di loro, iniziano a creare delle sinapsi, in quel momento c'è questo stimolo molto forte, molto quasi, direi, ancestrale, in cui c'è che esprime questa necessità di creare. Allora, io mi riferisco ad un libro, forse anche un po' banale, forse un po' scontata quasi come risposta, che però non tanto mi ha influenzato, ma nella lettura mi ha confermato quello che stavo iniziando a teorizzare ed elaborare nel mio processo artistico dall'inizio, ed è Kandinsky, Lo spirituale nell'arte. Assolutamente ho ritrovato all'interno tutta una serie di intuizioni, di idee, di collegamenti, di idea di cosa e che senso ha far arte, che stavo proprio elaborando nel periodo in cui ho iniziato, dalla fine del 99 all'inizio degli anni 2000.